Allora, questo convento meraviglioso di Sant'Antonio che questi fraticelli ne hanno visto di cotte e di crude in questi anni, in tutti gli anni passati, e oggi hanno anche la possibilità, vedete come i momenti, le storie, oggi noi possiamo raccontare una storia così normale, semplice. Sant'Antonio e San Francesco, Francesco d'Assisi, che assieme si prendono per mano e dicono: oggi siamo stati a Ploaghe, siamo stati a Ploaghe a far visita ai ploaghesi, a far visita alla storia di Ploaghe, che è una storia bella, antica, e lo facciamo attraverso un modo semplice, cantando. E a rappresentare Francesco d'Assisi, naturalmente è un piacere presentarli, è il coro polifonico Francesco d'Assisi di Sassari. Sappiate che l'applauso deve continuare finché l'ultimo corista non è arrivato sul palco. Questa è informazione di servizio. Ho conosciuto un coro di 52 elementi, è stato un po'... Coro polifonico Francesco d'Assisi nasce nel 1996 come un coro liturgico, come quasi tutti i cori che si cimentano per la prima volta nel canto, nella parrocchia dei Cappuccini appunto di Sassari, e lo fa grazie all'iniziativa di Padre Alberto Polo e sotto la direzione del loro compianto maestro Ghigo Garau. Nel gennaio del 1999 la direzione artistica e la guida, diciamo, musicale e artistica cambia e viene assunta dal maestro Ciro Cau. Eccolo qua, il maestro Ciro Cau, che da allora né il condutore, né il maestro, né il capo, né la guida, né tutto, né soprattutto colui che ci narra adesso il momento e la storia del coro polifonico Francesco d'Assisi. Innanzitutto grazie al coro di Ploaghe per questo invito che ci hanno fatto, e soprattutto al loro maestro Piero Conco. Il coro Francesco d'Assisi, come ha già detto tutto, Nino, nasce come coro liturgico. Dal 2000 ha iniziato un cammino che lo ha portato attraverso lo studio del repertorio concertistico a già dei buoni traguardi, e ultimamente non possiamo dimenticare che abbiamo eseguito anche il Magnificat di Vivaldi, quindi la nostra diciamo la produzione che noi eseguiamo è soprattutto rinascimentale e barocca. Ecco, questo è soprattutto sacro quello che facciamo, essendo comunque un coro di ispirazione cattolica, non dimenticando anche le nostre origini, e quindi anche legandoci alla nostra terra e quindi anche alle tradizioni popolari. Ultimamente, anche insieme a un'associazione folcloristica, l'associazione folcloristica Tatari di Sassari, appunto, abbiamo presentato degli spettacoli appunto a cantare a Badà, che sono felice connubio tra danza e canto polifonico. Benissimo, mi piace sottolineare la presenza del Tao di Francesco d'Assisi, che è una cosa bella, insomma fa piacere vederla, fa piacere vederla. Allora, i momenti invece musicali di questa sera, quali sono? Allora, un primo momento eseguiamo due brani molto brevi. Il primo è il Rosario di Chirazza di Tonino Sanna, omonimo, di Porto Torres appunto, e Sas Campana di Santa Maria di Tonino appunto. Il primo è un brano appunto scritto per coro misto, che trae origine dall'elemento popolare, che è appunto il Rosario. Il secondo è un brano che Tonino Puddu ha scritto su un poemetto del Sanai, che narra quando vennero cambiate all'inizio del Novecento, vennero cambiate le campane a Nuoro, l'attesa era tanta e fu tanta anche la delusione, perché quelle vecchie suonavano meglio di quelle nuove. No, è vero, su questa cosa della campana c'è proprio una lunga storia e una lunga narrativa, ma la cosa più bella è ascoltare in musica questa
questa storia. I momenti e le storie di Sardegna Eras. Coro polifonico Francesco d'Assisi. Ciro Cao. Salve Maria, plena de gracia, su Señor es contigo, benedicta es tu entre todas genias, et benedictus es tu fructus entrañas tuas, Jesús. Santa María, Mamá de Dios, prega por nosotros los pecadores, como en hora esa muerte nos amén, Jesús. Laudatus sempre sia su nomen de Jesús et de Maria. Laudemus Pius et Piusus su nomen de Maria et de Jesús. Dios y Santa María, plena de gracia, su Señor es contigo, benedictus tu entre todas genias, et benedictus es tu fructus entrañas tuas, Jesús. Santa María, Mamá de Dios, prega por nosotros los pecadores, como en hora esa muerte nos amén, Jesús. Laudatus sempre sia su nomen de Jesús et de Maria. Laudemus Pius et Piusus su nomen de Maria et de Jesús. Cantis pares abogues su manzano, su sonno ti sole disturbare, ti lasciare su letto riposare, ti lasciare su letto riposare. Mancare stesse donne svitiano, capesas che sono vestiano, vagues a manco de chi me pesare, vagues a manco de chi me pesare. Campanas belle donne da mirare, chi fuori sola sta pregadoria, sas campanas de Santa Maria, sas campanas de Santa Maria. Y surgaba solo de esas antigas, principalmente esas campanas manna, sin le pesaban peteras que canna, sin le pesaban peteras que canna. Desamoran todos esas amigas, si bien que en día fina esas clavicas, gustas a pena, pena por demanda, gustas a pena, pena por demanda. Topunțul se zistarea sa condamna, se care ammazza sacrifican via, sas campanas de Santa Maria, sas campanas de Santa Maria. Topunțul se zistarea sa condamna, se care ammazza sacrifican via, sas campanas de Santa Maria, sas campanas de Santa Maria. Sas Campana de Santa Maria, mi ha compreso quello con un mezzo prima del secondo annono. Maestro, il secondo momento invece del vostro intervento, del vostro momento e della vostra storia che ci venite a raccontare. Sì, ovviamente nella tradizione popolare non può mancare la ninna nanna, allora ecco un altro brano sempre di Tonino Sanna, matrice popolare però arrangiata ovviamente per coro misto,
Ninnia, e poi una canzoni O bello giardino di un autore del nord che ha un omonimo lo nominiamo il nome, l'autore è Renzo Bossi, però gli ho detto anche se Renzo Bossi era quella, loro oggi qua non venivano. Non è quel Renzo Bossi ovviamente, è un autore del nord che comunque ha conosciuto la nostra tradizione e ha cercato a suo modo di trasferire sulla pagina per coro misto quello che lui ha recepito delle nostre tradizioni, quindi Ninnia e poi canzoni. Grazie, esistono anche dei bossi buoni comunque.
polifonico Francesco d'Assisi di Sassari. Andiamo al terzo e ultimo momento. So che nel terzo momento avete qualcosa di particolare, anche quel rapporto che avete con l'associazione folclorica Tattari, è una sorta di ballo, così mi è sembrato. Però prima di buona che vai questa domanda, io siccome canto anch'io in un coro e le canzoni le parliamo tutte in memoria, ma veramente lì c'è da studiare ce l'avete per scena? Erano un bel di anni che la volevo fare questa domanda. Perché se leggete non guardate il maestro, e se non guardate il maestro, a parte gli iscritti, è più di... Ah, ecco, invece la pollo di imbusciacca, ho capito. Era una battuta mia di spirito. Scusate, terzo momento, maestro. Sì, facendo riferimento a quello che dicevi prima, appunto alla collaborazione che abbiamo avuto con l'associazione Tattari. Questo è un brano che nasce proprio per quel momento di A cantare a Baldà, cioè c'era l'esigenza di avere un brano da cantare che doveva essere ballato. Tra i vari brani che avevamo trovato ne mancava uno e diciamo che l'ho scritto io, ecco, ho fatto, come uso dire, un pasticcio musicale, nel senso che ho preso un duru gallurese, l'ho un po' rimaneggiato ed è venuta fuori questa roba qua che dicono che è carina, poi a voi dicono che è carina. La ascoltiamo e con questa naturalmente andremo a salutare il coro polifonico Francesco d'Assisi. Abbatà, coro polifonico. Prego maestro Cao. Morom bim bom, morom bim bom, Bim bom morom bim bom, bim bom morom bim bom, morom bim Bravissimi, coro polifonico Francesco d'Assisi di Sassari, Daniela splendidamente vestita nell'abito e nel costume di Ploaghe. La diamo a chi? Al presidente, al maestro? Presidente. Presidente, a lei, con i nostri saluti, i nostri ringraziamenti per essere stati qua
questa sera. Coro polifonico Francesco d'Assisi di Sassari.